Siamo qui con Filippo Graziani. Ciao Filippo, noi ci siamo già visti ieri sera. Allora, senti, com'è questi giorni di fermento qui a Sanremo? Insomma, tu sei un musicista di lunga data, però è un'esperienza nuova questa, no? Sì, è un'esperienza sicuramente nuova ed è anche un bel modo per fare un reboot, no? Mi piace pensare che questo è il Filippo 2.0, quindi andiamo avanti su questa linea. Senti, che cosa ti aspetti da questa avventura del festival? Io innanzitutto spero che il pezzo piaccia, che il disco sia apprezzato e che, insomma, che il tour possa portare il disco a più persone possibili. Quindi sicuramente spero che serva proprio alla divulgazione di quello che è il mio mondo. Senti una cosa, insomma questi giorni tra l'orchestra, qual è la cosa che un po' ti ha sorpreso di più di tutto questa grande carovana che è un po' il Guarda, Festival di Sanremo? io c'ero già stato diverse volte durante il festival e ti dico, è bello per una volta riuscire a fare tutte queste cose, a vivere tutte queste sensazioni dall'interno. Perché sai, quando sei fuori e sei uno che prova, no, a prendersi la sua occasione, la sua possibilità, a volte è difficile sicuramente. Quindi adesso avere la fortuna di essere all'interno è un'emozione nuova ed è una cosa incredibile, è difficile da spiegare anche. Senti, e un pensiero, insomma, al tuo grande papà, No, io questo... me la sto vivendo bene, sono contento, sono a posto e sono felice di poter continuare alla bottega familiare. Ecco. Allora in bocca al lupo. Crepi.